tutti, oggi facciamo una di quelle cosine speciali sotto la pioggia e dovremo andare lassù. Bene, vediamo se riusciamo a fare colazione. Vado alla tavola. Finito di fare colazione, ora dobbiamo salire fino lassù in cima dove ci sono quelle nuvole. Faremo la Venezia delle Nevi, prenderemo la dorsale, là faremo il passo, poi scenderemo verso quel canalone e risaliremo a sinistra per scendere poi verso Mezzomonte. Sì, sono più di 1200 metri di dislivello fin là e io ne ho già fatti 300. Qua della cascata dell'Artugna, dove c'è il Royal, ho dovuto di nuovo mettere sulle cerate perché ha ricominciato a piovere. Poi appena finito di mettere sulle cerate ha smesso di piovere, adesso sta tornando pioggia. In poche parole, per non sudare troppo, ho tolto il termico e praticamente sono in mutande sotto la cerata. C'è un problema. Allora, questo andrebbe bene come giacca antipioggia, però ogni volta che io devo stare a armeggiare con lo zaino devo togliere la giacca e poi per rimetterla diventa molto complicato, ci vorrebbero due persone perché si blocca e non riesci più a tirarla giù. Ma ti devi fare così, casomai, se ci arrivi. L'altra cosa, conviene portarsi via un ombrello, perché quando ti fermi devi armeggiare le cose e sta piovendo e non hai ripari, ti conviene avere un ombrello per magari cambiare anche la batteria o fare altre manovre, perché sennò ti piove tutto dentro lo zaino, sul casco, eccetera. Dunque è meglio portarsi via un ombrello come ho fatto io e magari anche qualcosa per sedersi, magari un telo, un sacchetto di plastica per coprire lo zaino, sia per proteggerlo sotto che non sia a contatto con l'acqua, ma anche sopra che non venga bagnato dalla pioggia. Le cose che si bagnano poi conviene metterle sulle tasche laterali dello zaino. Tanto devo tirare fuori la DJI adesso, un ombrello e un sacchetto di plastica, perché poi quando piove per terra potrebbe essere bagnato e ci piove anche sopra. Adesso cambio la cam, quella lì la metto un po' a asciugare, visto che ha smesso un po' di piovere, e apro l'ombrello, che è anche rotto, tra l'altro questo, ma non importa. È ovvio che se c'è molto vento, poi l'ombrello ti scappa via, ma bisogna riuscire a tenerlo fermo e legarlo con qualcosa, casomai, o magari metterlo dentro sullo zaino e infilarlo col bastone qui dentro, in modo da fare da protezione. Bisogna stare attenti ai box subacquei comprati dai cinesi, questi box di protezione per le action cam, perché hanno i piedini più larghi del normale. Infatti mi hanno già rotto il supporto del casco perché lo dilatano molto. Me ne sono accorto solo adesso che li sto usando, sia per questa che è la DJI Action 3, sia per questa che sta riprendendo, che è la GoPro Hero 10. Fanno le pentole ma non i coperchi, fanno tutte le robe fuori misura. Se il box originale ha i piedini giusti, allora vale la pena spendere qualche soldo. Se invece non ce li ha giusti e sono larghi come questi, tanto vale prendere quello più economico. Purtroppo non ho quello originale per poter fare un confronto. Quando mi capiterà per mano vedrò se anche quello stesso problema di questi qua di concorrenza, diciamo. Adesso cambio la cam. Piccolo asciugamano per non restare tutti bagnati, anche per asciugare un po' le cam. La tasca è abbastanza ampia, ci sta dentro la GoPro col suo case box subacqueo, l'asciugamanino, i guantini, solo che un po' la chiusura mi lascia desiderare in velcro, però va bene. Questi sono dei sopraguanti impermeabili, sembrano andare bene fino adesso. Vediamo quando prenderanno più pioggia, se ne verrà giù ancora, come tengono, ma da casa fino qua, che ho fatto già un 15 km,
Speravo di trovare una pioggia battente in modo da mettere su tutto, partire da casa e non preoccuparmi di star lì a mettere e togliere. Invece la pioggia è stata solo a tratti e io mi ritrovo bagnato fuori e sudato dentro. Il mio piano iniziale prevedeva di mettere su solo una tutina invernale da ciclismo e sopra la cerata e partire direttamente così, ma poi ho visto che non pioveva e allora ho detto non sto a mettere sulla cerata, però la tutina è troppo leggera e ho messo sul termico da montagna e ho sbagliato, anche perché poi la tutina l'ho lasciata a casa. Mi sono solo tenuto il termico da montagna per non avere troppa roba dietro, troppo peso. Prossima volta devo partire già con la configurazione da pioggia e col termico leggero. Questo mi servirà a memoria per il prossimo giro che farò sempre in queste condizioni con pioggia battente.